Soddisfazione viene espressa dal primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, presente ieri all'incontro svoltosi presso la sala del Consiglio dell'ex provincia regionale di Agrigento, per il finanziamento arrivato nel nostro territorio di circa 14 milioni di euro che interessano le nostre strade provinciali e la loro sistemazione nei suoi 4 lotti e che vede interessati i comuni montani, tra cui per l'appunto anche Santo Stefano Quisquina. Abbiamo scommesso su questa strategia nazionale delle aree interne, è uno strumento fondamentale per far uscire i nostri comuni, i nostri territori dalle marginalità. Questa è un'invenzione dell'ex ministro Barca che abbiamo accolto allora favorevolmente, abbiamo lavorato in questi anni con grande sinergia e finalmente oggi una fettina di quella strategia nazionale aree interne si raccoglie con questa firma di convenzione e soprattutto con momenti importanti che sono ascrivibili non solo alle buone prassi, alle buone pratiche, ma anche a uno sviluppo integrato del nostro territorio. È un momento importante per far uscire le nostre comunità da quell'isolamento viario e strutturale che purtroppo richiediamo da tanti anni. Una valutazione sull'incarico a Draghi, ecco, lei come primo cittadino, come esponente del PD, una sua valutazione, riuscirà a portare in porto il governo? Ma io mi auguro di sì, perché altrimenti veramente l'Italia cadrebbe in un vicolo cieco. Naturalmente non posso che esprimere un'amarezza profonda per questa crisi di governo che assolutamente è una crisi che non ci aspettavamo, che non riusciamo a comprendere perché non se ne vedono veramente le motivazioni di carattere politico forti e reali. Detto ciò, anche come sindaco mi auguro che l'interlocuzione possa essere riavviata al più presto e che Draghi possa formare un governo di carattere politico che magari vedrebbe il coinvolgimento della maggioranza uscente. Su questi soldi del recovery plan, ecco, possono arrivare ai nostri territori secondo lei, perché c'è parecchio malcontento? Cito per esempio il sindaco di Messina che diceva che nonostante le risorse siano per la maggior parte al sud, insomma, invece le percentuali sarebbero minori. Cosa ne pensa lei? Ma guardi, io parlo in questo contesto come presidente regionale di Ali Autonomie Locali. Io voglio fare un discorso diverso, perché paradossalmente il mio è un discorso che si inquadra nell'ambito di questa riorganizzazione degli enti locali, perché il problema oggi, e lo dico uscendo fuori dal coro, oggi non è il problema di avere i soldi, perché i soldi i comuni stanno cercando di averli in tante sfaccettature, il problema è come utilizzarli, il problema è mettere nelle condizioni i comuni di poter assumere il personale, il materiale umano che possa poi gestire queste risorse che sicuramente saranno importanti. Quindi il discorso è sicuramente molto più complesso e molto più articolato.